pericolosissimo. La stupidità e l'incompetenza, le cose che più mi hanno ostacolato, mi hanno dato fastidio, mi hanno deluso. Scoprire che il mondo dell'arte è fatto di tante persone che non hanno la minima idea di che cosa stanno parlando. Poi è un fatto anche generazionale, sai, forse negli anni 60, 70 il gallerista veramente era un vero mediatore culturale. Ci sono stati dei galleristi straordinari in Italia. Le persone più interessanti nel mondo dell'arte sono sempre gli artisti. L'arte mi è capitato di sostenere in cose scritte, anche in precedenti incontri. L'arte per me è una risposta ad una domanda che non può essere fatta. L'arte ha un'evidenza visiva, emotiva, ha una forza che si palesa da solo in qualche modo, come un evento miracoloso. Arriva un momento in cui il linguaggio non serve più, non basta più. A me sembra che quello che sta succedendo da qualche anno è che il sistema dell'arte, che secondo me non esiste più, non esiste sistema, però dia un'immagine di sé gigantesca, no? Come una specie di luogo misterioso nel quale solo pochi hanno accesso, non si capisce poi attraverso quali cunicoli più o meno non sempre dignitosi. E invece il sistema dell'arte siete voi. Siete voi che potete questa settimana decidere che cosa succederà in Italia nel prossimo vent'anni. Così. Cioè, come diceva un mio vecchio amico quando io ero giovane, che era già vecchio, gli dicevo: ma cosa vuoi, sono degli artisti giovani? Lui mi diceva: ma veramente essere giovani è sempre stato un vantaggio, fino a prova contraria, non uno svantaggio.